No, si riparte dal primo e dal secondo tempo, da tutti e due i tempi, perché dobbiamo prendere sia le cose positive che quelle negative per poter lavorare sopra e capire i nostri problemi, i nostri punti di forza e quindi lavorare su questo. Ha avuto una brutta distorsione al ginocchio, vediamo tra domani e lunedì di fare qualche accertamento e capire di cosa si tratta. Il tiratino è una cosa naturale, quindi non ci capiamo a volo, quindi non nulla di impossibile o di strano. Capisco che per molti può sembrare strano una collaborazione del genere, perché tutti vogliono fare tutto l'impossibile per quanto riguarda l'allenatore, nel senso che vogliono fare tutto loro. Però a me piace collaborare, piace avere persone accanto a me che mi diano una mano e che gestiscano anche loro le situazioni che si evolvono giornalmente durante gli allenamenti e anche durante la partita. Andiamo a Castellammare e poi dovremmo giocare col Bagheria la settimana dopo e vediamo di fare anche di giovedì qualcos'altro, perché più giochiamo meglio è, più capiamo appunto le nostre difficoltà e lavorare e cercare come ho detto prima, di limare i nostri problemi. Le prime amichevoli sono sempre quelle più difficili, ovviamente dopo la prima settimana di lavoro è normale, c'è un gruppo totalmente, si può dire, nuovo che si deve amalgamare, però dai, alla fine abbiamo fatto, penso, una discreta partita. C'è ovviamente da lavorare, il mister sa che dove deve lavorare, noi siamo a sua completa disposizione e quindi a poco continuiamo a mettere benzina sulle gambe, perché già questa settimana abbiamo lavorato, diciamo, abbastanza bene, e poi penso che la crescita avverrà via via dopo i vari allenamenti che faremo. Ti dico la verità, si sta formando un bel gruppo fatto di bravi giocatori, anche bravi ragazzi, quindi speriamo che poi a poco più ci conosciamo, più cominciamo a creare il gruppo, perché in queste categorie quello che fa la differenza è quello. Quindi speriamo che tutto possa andare per il meglio. Io quando sono sceso in prima categoria sono andato a Raspera per sposare un progetto, sapevo che in 2 anni dovevo andare in eccellenza, quindi l'ho sposato volentieri, sono contento che in 2 anni siamo riusciti a tornare in eccellenza e ci godiamo il momento, anche se adesso l'eccellenza è una categoria totalmente diversa dalle altre 2 che abbiamo fatto, quindi ci vuole testa, ci vuole sacrificio, ci vuole umiltà per poter affrontare le determinate partite che verranno, però al momento ci godiamo la massima serenità, lavoriamo e poi quando inizieranno le gare che contano ci faremo trovare pronti.